le motivazioni etiche che portano il medico a svolgere questa professione ne condizionano ovviamente l'esercizio professionale. Ogni medico è chiamato a condizionare la propria attività a quelli che sono le norme e quindi i principi presenti nel nostro codice di deontologia. Viviamo in una società dove le motivazioni per la realizzazione della propria personalità nel lavoro sono, come dire, sempre più messe in crisi, però nella professione questo aspetto è essenziale, vanno correlate ovviamente anche con l'autonomia che il medico deve avere per poter esercitare bene il suo lavoro e la responsabilità. E a proposito della responsabilità, il convegno di oggi è un'occasione straordinaria per riflettere quanto questa autonomia sia condizionata per esempio da aspetti di natura più tecnica che invece legata all'arte medica, come possono essere le linee guida, i protocolli, le buone pratiche, e invece quell'autonomia che dovrebbe poi essere sottolineata, perché attraverso l'autonomia poi scatta una responsabilità per quello che ogni medico poi decide autonomamente di fare. La responsabilità oggi è legata anche alla necessità di definire bene qual è la colpa grave. Abbiamo, come dire, sollecitato dal Covid in poi uno scudo penale che oggi prova a caratterizzare la colpa grave, però, come dire, i processi continuano a farsi, a svolgersi, e quindi, come dire, vorremmo una norma che riducesse il numero dei rinvii a giudizio. Questa norma potrebbe essere basata da una parte su una più precisa definizione di colpa grave, in modo tale che il magistrato inquirente non avvii poi il processo, e dall'altra per esempio all'introduzione di normative sulla conciliazione e sulla erogazione di un indennizzo il più rapido possibile, che anticipi un'eventuale azione giudiziaria. In questa maniera, come dire, pensiamo che il numero dei processi si possano ridurre e quindi consentire ai medici di poter svolgere la propria attività con maggiore serenità. La professione si rende più attrattiva se ci sono più motivazioni, non c'è dubbio, no? Cioè, quindi ribadire, e questo è lo sforzo che la Federazione sta facendo con il rinnovo anche del codice, perché, come dire, essere consapevoli del ruolo non soltanto legati alle competenze, quindi, ma anche il ruolo sociale che il medico svolge, dà una spinta motivazionale molto forte. Dall'altra parte però gli aspetti anche di carattere economico non sono indifferenti. Oggi come dire, noi viviamo in un contesto dove le retribuzioni sono nella parte più bassa della media europea, e quindi i giovani talvolta preferiscono andare altrove. Credo che la valorizzazione anche economica possa essere un ulteriore modo per attrarre. Infine, una riduzione della burocrazia, di queste norme che sono asfissianti per il medico, e una valorizzazione dell'autonomia porta sempre di più il medico poi ad avere come soddisfazione sul piano professionale, che gli consentono di poter, come dire, scegliere un servizio sanitario nazionale che rimane, come dire, uno strumento straordinario per garantire la salute ai nostri cittadini.